Allora, la situazione è la seguente. Allora, si è rotto il cavo dell'alta tensione che porta la corrente in altopiano. Allora, questo cavo è un cavo di linea primaria, praticamente quello che alimenta l'intero altopiano. Quello che in pratica è successo a Cortina qualche anno fa. Con questo cavo porta la cabina primaria di Contrada Mose, da dove poi partono le linee che vanno alle cabine di media tensione dove le case sono allacciate. Sono 2 giorni che con Enel si sta lavorando a stretto contatto per ripristinare totalmente la corrente, e l'operazione non è facile perché si parla di kilowatt e quindi non è così facile portare tutti i chili necessari alle varie abitazioni di tutto l'altopiano. Adesso già da questa notte sono stati posizionati i primi generatori, già in parte sostituiti perché si è riusciti a far arrivare una linea da Bassano con quel famoso progetto Resilienza che avevamo cominciato già a maggio con Enel, proprio per evitare questo genere di intoppi. Per fortuna che alcune linee di questa resilienza sono già state posizionate, in questo modo si è sfruttata la linea già esistente. Attualmente le zone coperte provenendo da Campo Mezzavia, ovviamente tutto Asiago, gran parte di Canove. La parte a nord di Asiago non è coperta perché ci sono dei guasti che li stanno risolvendo. Appena hanno risolto questi guasti verranno ripristinate, perché anche mettendo i generatori la linea salta proprio perché ci sono dei guasti all'interno della linea. Per quanto riguarda il comune di Roana, la situazione è buona, nel senso che Mezzaselva e Roana sono già in parte totalmente coperte, mancano solo 2 contrade. La frazione di Canove manca solo una piccolissima parte. Cesuna invece la situazione è abbastanza tragica, nel senso che la linea è completamente andata e la stanno ripristinando come Tresche Conca. Gaglio la situazione è molto critica da Gaglio fino ad Enego, perché la linea è stata completamente danneggiata sia sotto il profilo dei pali sia i cavi, quindi un po' alla volta la stanno sistemando. Enego è già in parte sistemata, sono appena partiti dei camion che vanno appunto a portare i generatori nelle 2 cabine di Foggia e di Gaglio, quindi anche lì dovrebbe essere in parte risolta. Per quanto riguarda le 2 frazioni Sasso e Stoccaredo, la linea proviene da Ronchi, esattamente dalla linea che poi dalla Campanella va a Foggia, quindi non c'è assolutamente alimentazione. Si sta provvedendo a portare dei generatori. Ovviamente i generatori saranno sistemati anche sulle strade, quindi chi abita nelle cabine vicino alle strade con un unico accesso deve per forza portare fuori le auto, perché una volta posizionati i generatori potrebbero rimanere anche giorni. Ecco, questa è la situazione adesso in altopiano. Mi dispiace, però più veloci così io posso dire che Enel non può far niente più di così, perché da ieri non c'è stata pausa, e ovviamente anche i pompieri che hanno collaborato con l'accensione dei fari e tutto per il posizionamento dei generatori anche nella notte. Questa notte sarà la stessa cosa. Le strade attualmente sono sgombere, però ricordiamo che la presenza di tutti quegli alberi ha veramente danneggiato la linea. Ora vediamo come si evolverà la situazione nelle prossime ore.